te, le qualità di un buon napoletano. Ma maestro, quanti buoni napoletani ci sono ancora? Pochissimi. Soprattutto in questo periodo di forte decadimento morale. Ecco, la canzone napoletana, la tradizione napoletana, quanto può aiutare a dimenticare tutte queste brutture? La canzone napoletana può fare, potrebbe fare, non può, perché se dipendesse dalla canzone napoletana allora ci sono ancora alcuni artisti validi e c'è ancora tanta moralità per poter portare avanti quel discorso che è la poesia, perché la canzone napoletana, quella là che si tramanda nei secoli, è poesia. Mentre invece la pseudo canzone napoletana è quella dei giorni nostri, che così si scrive tanto per scrivere qualche cosa e per intascare qualche soldino in tasca, ma punto e basta, non c'è né sentimento né dignità per quanto concerne quel mostro sacro che è la stessa canzone napoletana. Quindi anche la nostra canzone è legata a un certo punto a certi meccanismi corrotti? Ma secondo me tutto è legato a certi meccanismi corrotti. È il mondo che va così, è l'epoca, diciamo. Io mi auguro che quest'epoca passi presto e che la vita riprende a scorrere non nell'assoluta onestà, perché questo non è mai esistito, ma comunque nella decenza e che ci siano alcuni valori che comunque vanno rispettati e che si rispettano questi valori, nel bene di tutti e per il bene di tutti. Ma quali sono gli artisti partenopei che nuotano ancora nella scia della tradizione? Ma c'è quel Baldo Giovanotto, lo dico non per così sviolinato, amico mio Roberto Murolo, il quale io gli auguro ma altri 100 anni di vita, perché lui è un serio, cioè uno che si applica alla canzone napoletana ed è la storia, secondo me, perché lui è un uomo preciso, è un artista preciso, rispetta tutto quanto è la canzone, sia la musica che quindi Murolo, c'è Sergio Bruni. Ecco, Sergio Bruni, Roberto Murolo, praticamente dei pilastri ben consolidati nella nostra tradizione, ma parliamo un po' di giovani. Ma i giovani ci sono, manca la scuola perché io non voglio fare dei nomi, ma di originale negli ultimi tempi non è uscito proprio niente, quindi secondo me per uscire qualche cosa di originale bisogna aspettare un mezzo secolo e non sto dicendo nessuna eresia e ci vorrebbe una scuola, ma la scuola manca. E non so che cosa, se si continuerà sulla scia di quanto stiamo facendo oggi, cioè si canta tanto per cantare, ma non per dire qualche cosa, per trasmettere qualche messaggio o qualche messaggio di... Magari per una scuola, per consolidare questa scuola, non c'è bisogno anche delle istituzioni a questo punto, come al solito? Ma le istituzioni ci vogliono sempre, lo stesso Nunzio Gallo era intenzionato a mettere su una scuola e come mi disse lui gli hanno un pochettino così chiuso le porte. Questo è il dramma, che l'uomo come sempre insegue il dio danaro e non si rende conto di quanto è piccolo sulla terra, egli stesso, perché l'uomo non è nessuno sulla terra, c'è uno che viene e se ne va, e parlo dal Papa all'ultimo dei comuni mortali. Se si riuscisse a capire, se si riuscisse a recepire questo dato di fatto che è una realtà è nemmeno amara, perché noi non è che siamo superiori né agli alberi né agli altri, li chiamo animali, ma io ritengo che siano i veri cristiani, gli animali, fra virgolette. L'uomo è cattivo, l'uomo insegue sempre il dio danaro, uno pseudo, un potere effimero. Insomma, l'uomo non sa ci manchi quello che può, perché non si è reso conto di quello che è in coppa terra. Nel momento in cui si renderà conto di cosa cambierà. Ma ascoltiamola la voce di Eugenio Chartier, non una delle tante. Mi fa morire. Ciaciona mia. Uno vede in trasmissione. Ma io ti ho visto che ti mi sa parrucco, non era... non me l'hai messo.